Edizione straordinaria. No, non so chi è Toni Negri. No, non ho mai sentito parlare di Toni Negri. È la prima volta che sento questo nome. J'ai pas vraiment lu, mais je connais de nom à peu près, l'opéraïsme. Seulement les noms et les influences qu'il a eu en Espagne, à Podemos. Non, je ne connais pas les personnes qui en parlent. Negri qui fait quelques séjours, et puis 79, le 7 avril 79, où effectivement la répression touche 6000 camarades en moins de 24 heures. Bon, suite à quoi, effectivement, Negri se retrouve en prison, accusé d'insurrection armée contre l'État. Quando hai visto tuo padre in carcere, cosa hai provato? La prima cosa che ho sentito è che ero contenta che fosse ancora vivo. Era stata una tale separazione che l'idea che però lui ancora esistesse mi rendeva felice. Poi era stata una cosa molto commovente. Lui era commosso, noi eravamo commossi. Il y a une question d'âge. Comment vivre avec un homme qui avait 33 ans quand je suis née, et donc il n'y a pas la même histoire que la mienne. Ce qui veut dire que quand j'ai commencé à m'intéresser, parce que j'étais obligée à son histoire politique, parce qu'il était en prison en 97 et que j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, j'ai dû lire des choses que je n'avais jamais lues, par exemple le code pénal italien, bon, mais aussi tout ce que je trouvais sur les années 60 et 70 en Italie. L'autonomia fu un largo movimento di associazione politica, anche violenta, ma che non ha nulla a che fare con il terrorismo. Adesso ho 90 anni praticamente e quindi dico il pensiero della morte è un pensiero che viene abbastanza normalmente. Qualche cosa è come se prima ci fosse un mondo che adesso non riconosco più. E penso che i miei 90 anni siano diventati veramente 90 anni lontani. Ma se oggi parlo con mio nipote e gli parlo degli anni 60, non riesce a riconoscerli, non riesce più a vederli. E cioè è veramente cambiata un'epoca. Ci sono delle cose che finiscono e ci sono delle cose che nascono. Adesso tuo padre ha 90 anni. Come lo vedi a quest'età? Lo vedo migliorare. Per esempio è un nonno molto innamorato di sua nipote. Lo vedo migliorare, molto consapevole dei suoi errori, delle sue fragilità.